Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento di Cronache Venete, una goccia nel mare dell'informazione. Illegalità, se la conosci la eviti. Questo è l'incontro che Confartigianato ha organizzato mercoledì 4 luglio in collaborazione con la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Entrate. Ha partecipato per noi Eleonora Biral. Il titolo del convegno di oggi è L'illegalità, se la conosci la eviti. Cosa significa? Quali sono gli obiettivi che intendete raggiungere? I nostri obiettivi sono consapevolizzare e far dire e affermare che le nostre imprese vivono nella legalità, che la combattiamo perché noi la illegalità la vediamo come concorrenza sleale. Chi non paga le tasse, chi non fa il suo dovere ha dei costi minori, quindi per noi è una concorrenza sleale. In che cosa consiste questo patto? Questa è una serie di incontri di conoscenza dei sistemi, dei metodi di valutazione. Chiamarlo patto è un po' azzardato perché questo è iniziato con una conferenza stampa dove abbiamo spiegato che vogliamo mettere a confronto il mondo delle imprese e il mondo della finanza e dei controlli. Abbiamo già fatto un incontro a Portogruaro, questo è il secondo incontro sui territori perché è dai territori che deve partire la conoscenza di come vengono fatte le ispezioni e per quali motivi, magari alcune volte ci sono degli accertamenti. Com'è nata l'idea di questa collaborazione con le forze dell'ordine, con l'Agenzia delle Entrate? Credete che sia una forza importante? È un grosso problema del quale penso che un'associazione non ha grandi margini se non collaborando con le forze dell'ordine. Purtroppo le sacche di criminalità in questo momento qua, con le banche che non danno credito, con le banche che hanno bloccato tutta una serie di iniziative, soprattutto per i giovani, la criminalità trova terreno fertile, di questo ne siamo a conoscenza. Cosa fare noi diventa una cosa molto difficile da pensare, sicuramente collaborare con l'ente preposto, in questo caso l'Agenzia delle Entrate, la Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia. Cerchiamo di informare i nostri associati a come si muovono le forze preposte, diciamo in questo caso, ai controlli, tutto lì.